Grazie all'amministrazione comunale di Corone. Iniziamo con le relazioni. Chiederei a tutti di stare nel limite di un quarto d'ora, così possiamo rendere un po' snello poi anche il dibattito. Partiamo dal Presidente della Provincia, Roberto De Riu. In questo periodo la provincia di Nuoro è una provincia di crisi, si è ridotta territorialmente, ma le zone che sono rimaste all'interno della provincia hanno al loro interno una serie di crisi industriali che voi anche come provincia state cercando di gestire. Grazie, allora parlerò soltanto 45 minuti come richiesto. Innanzitutto un ringraziamento all'associazione che mi ha provocato, il cui invito mi ha provocato due sentimenti diversi, cioè da un lato l'onore di poter pubblicamente nuovamente venerare la carissima memoria di Nino Cadus. In questo grande invidia rispetto a Giuseppe, che sempre quando parlavamo lo chiamava zio Nino, anche io l'avrei voluto chiamare zio Nino, comunque per me ugualmente è una delle figure alle quali devo tanto per la mia formazione politica e credo tanto questo territorio debba a tutta la Sardegna. L'altro sentimento ovviamente di dispetto per la malizioso ragionamento che sottende questo invito, che mi mette a confronto con tali illustri e autorevoli relatori, facendomi fare inevitabilmente una brutta figura. Comunque insomma, con questi sorretto dal primo e abbattuto dal secondo sentimento, io vi sottopongo qualche piccola riflessione. Io credo che il problema della Sardegna centrale, cioè del centro della Sardegna, io non parlo mai di Sardegna centrale secondo nell'accezione tanto cara all'analisi anche della Democrazia Cristiana, ma anche degli altri partiti degli anni, dei decenni precedenti. Io per Sardegna centrale intendo esattamente il centro della Sardegna, intendo più propriamente il margine e le zone circostanti al margine. Secondo me oggi la questione della Sardegna, del centro della Sardegna, è una questione che non riguarda la provincia di Nuoro, è una questione regionale, perché a differenza degli insediamenti produttivi come quello di Ottana, che oggi vivono un momento nel quale è necessario il salto di qualità, è necessario una reinfrastrutturazione, è necessaria una nuova strategia anche organizzativa, e i passi si stanno facendo. Eravamo un paio di giorni fa a Roma presso il Ministero delle Attività Produttive, e si fa adesso il Ministero dello Sviluppo Economico, e si stanno facendo dei passi in questa direzione per Ottana. Invece per quanto riguarda la zona del centro della Sardegna, la questione secondo me non attiene tanto alla necessità di ristrutturare un sito industriale o di aggiornare una proposta, diciamo, un insediamento produttivo, ma riguarda una riflessione che concerne dinamiche che coinvolgono di riassestamento dell'intero equilibrio della regione, da un punto di vista demografico, da un punto di vista istituzionale e da un punto di vista economico. La regione si sta riassestando secondo nuovi centri di interesse, nuovi centri di equilibrio economico e demografico. La tradizionale tripartizione, la prima tripartizione dell'autonomia nella storia dell'autonomia, cioè Sassari, Cagliari, alla quale insomma, sistema binario storico tradizionale, capo di sopra e capo di sotto, durante l'autonomia si era affiancato, giustapposto il polo della Sardegna centrale secondo l'accezione tradizionale, cioè intorno alla grande provincia di Nuoro, sconfinando qua e là nella provincia di Oristano e nelle zone più periferiche della provincia di Sassari, si era creato un movimento per consentire l'insediamento umano anche nelle zone centrali, e quindi tutta una serie di progetti, tra cui anche quello della industrializzazione,
che dovevano servire a consentire questo insediamento umano e a non far franare tutta la popolazione nei due poli principali. Questo sistema tripolare è venuto meno in modo clamoroso, diciamo, si è evidenziata la trasformazione di questo sistema con la riforma che ha introdotto un sistema ad 8 province, un'articolazione della nostra autonomia in 8 province. Sono conseguenze, una situazione nella quale ancora non esiste una consapevolezza diffusa. Io porto la mia testimonianza ovviamente dal mio punto di vista, dal mio osservatorio. Le 8 province tradiscono non soltanto o non banalmente una tendenza centrifuga alla disgregazione, al campanilismo, io le ho chiamate anche province dialettali, cioè sono ricalcate sulla base delle differenze etnico-linguistiche interne al popolo sardo. Non si riduce soltanto a questo, in realtà questa nuova regolazione istituzionale risponde a una tendenza attorno a un nuovo sistema tripolare o quadripolare, però secondo me una nuova attrazione attorno a 3 punti, e cioè il capo di sopra, Sassari, Alghero, Porto Torres, con tutto il contado, così come tradizionalmente è stato, zone agricole attorno alla città, Cagliari ovviamente con tutto il suo sistema parametropolitano, pseudo-metropolitano, e invece la nuova area dinamica, in crescita disordinata, in aumento di PIL, aumento di reddito, aumento di popolazione, più 5% negli ultimi 10 anni di Olbia, della costa e della riviera gallurese, che trascina dietro di sé un grandissimo entroterra che io identifico e stiamo cercando di usare questo concetto, di proporre questo concetto al dibattito. Io identifico con l'area delle province tirreniche, quindi un entroterra di Olbia che in realtà arriva giù, attira a sé, attrae a sé l'intera area tirrenica, le province di Nuoro e la provincia di Olgastra. Secondo una dorsale fisica che è costituita dalla diramazione centrale, la 131 Olbia-Nuoro, e poi dalla strada statale che collega Nuoro alla Nusei. Una nuova dorsale orientale che si contrappone, inizia a contrapporsi, inizia a creare, a formare una sua identità, una sua realtà economica, sociale, civile, di organizzazione, adesso anche istituzionale, di area tirrenica, contrapposta agli altri 2 grandi centri, grandi poli. Un quarto polo è quello di Oristano. Oristano, grazie alla lungimiranza, alla forza anche politica dei suoi esponenti in consiglio regionale, è riuscita a frantumare il terzo posto della provincia di Nuoro, aggregando altri territori, classificandosi come terza provincia, pur non riuscendo a essere un terzo polo nella realtà regionale, però ha assunto una dimensione tale per cui sta in piedi nel confronto in sede regionale, nella competizione con gli altri territori. Al centro di questi sommovimenti, proprio come faglia, io la chiamo la faglia della Veneretta, in omaggio al monumento, insomma, della zona, al centro di questo sommovimento, di queste dinamiche di trasformazione della regione, c'è il centro della Sardegna e c'è il margine attratto